Bentornati, bentrovati all'interno di questa seconda stagione di storia, la prima settimana di una nuova stagione che si apre. Siamo sempre nel mondo greco, ma stiamo facendo dei passi in avanti importanti. Parliamo infatti di lirica, parliamo della lirica che nasce nei simposi, in questi luoghi aristocratici dove l'aristocrazia si incontrava per cercare di capire di più se stessa e il mondo che la circondava, e produceva lì la poesia lirica che era monodica, fatta da una sola persona, corale, fatta da più persone, oppure giambica se era di invettiva o elegiaca se era esortativa. E all'interno dei simposi ciascuno esprimeva in qualche modo quello che era una novità per l'epoca, era l'io lirico. Infatti troviamo in quelle che abbiamo come testi e in quelle che abbiamo come liriche che appartengono a questo periodo, troviamo per la prima volta citata la prima persona, si parla in prima persona. L'io lirico è un io che parla in prima persona, che per la prima volta affronta le passioni, affronta gli argomenti, affronta le grandi questioni dicendo io. È una novità totale per la poesia che prima non si era mai vista, se non per alcuni frangenti dentro la produzione di Esiodo, ma adesso diventa la consuetudine, la normalità. Chi fa poesia è un io, chi fa poesia è un soggetto. Ma questo soggetto chi è? I latini parlavano apertamente di persona loquens, cioè dicevano che l'io che parlava non coincideva con l'io che in qualche modo era lì presente. Il poeta non era colui che poetava, il poeta era un portavoce. Era la persona loquens, la persona che parlava che era profondamente diversa dalla persona che stava parlando. Per cui un poeta poteva avere la storia personale più incredibile del mondo, ma quando parlava impersonava un personaggio, impersonava un ruolo ben preciso, impersonava un ruolo ben definito all'interno della struttura, all'interno del mondo della poesia antica. Quindi questo era l'io lirico. L'io lirico non era un io reale, ma era una persona che in qualche modo si alzava e, terzo elemento, parlava a nome di una comunità. Parlava quindi a nome di tutta la comunità del simposio. Nell'io lirico si rispecchiava il pensiero di tutto il simposio, era la voce del simposio. Quindi nell'io lirico il simposio comprendeva di più se stesso e ritrovava le ragioni del suo vivere, le ragioni del suo stare insieme, le ragioni del suo poetare. Che cosa dicessero questi lirici? Questo è tutto da scoprire ed è questo che ci avventureremo a fare nella prossima settimana, sempre qui, sempre a Storia.